Non ce l'ha fatta Adriana Dalla Gassa, la donna di 69 anni rimasta coinvolta lo scorso 4 luglio in un incidente stradale a Marostica, poco distante dalla sua abitazione. A causa delle lesioni riportate è espirata al San Bortolo di Vicenza, dove era stata condotta con l'eliambulanza. La donna si trovava in sella alla sua bicicletta e uscendo da via Gobbe si era immessa in via Roma proprio nel momento in cui stava arrivando un SUV al cui volante si trovava un 47enne di Cartigliano. Il conducente dell'auto non era riuscito a evitare l'impatto con la ciclista che era stata scaraventata sul cofano del veicolo, finendo quindi sull'asfalto, sbattendo violentemente la testa. Immediato l'allarme dato dai passanti lungo la trafficatissima arteria. Un primo soccorso era stato dato da un'operatrice sanitaria in attesa dei sanitari del SUEM 118 dal San Bassiano. Vista la gravità delle sue condizioni, era stato allertato l'elicottero che aveva condotto la ferita al nosocomio berico. Qui, nonostante le cure, dopo 20 giorni di agonia, il suo cuore non ha retto.